Amici della Lega Calcio 8, benvenuti allo Sport City, dove Venere in Bikini e Professione Casa si stanno affrontando per la seconda giornata del campionato di Serie A. Attacco del Venere in Bikini, salta un avversario, porta la palla sul destro, si accentra, mette dentro, palo! Ancora in attacco Venere in Bikini, porta la palla sul sinistro, va col tiro, la parata del portiere. In attacco la squadra biancoverde, sulla destra l'occasione buona, sul secondo palo il gol dell'1-0 dei biancoverdi. Borci mette il vantaggio, 1-0 Venere in Bikini. Palla al centro, manovra la squadra in vantaggio, parata del portiere. Sulla sinistra Venere in Bikini, pallone sul sinistro, para ancora il portiere. Professione Casa che tenta il pari, si porta sulla destra, va col destro, parata del portiere. Cerca il raddoppio, adesso il Venere va col tiro, parata e poi palo. Calcio di punizione per il Professione Casa. Va col destro, la parabola, velenosa. Angolo, va ancora Borci ed è 2-0 per il Venere in Bikini. Raddoppio dei padroni di casa che mettono il 2-0 ancora con Borci. Calcio di punizione, va col destro del 3-0. Eusepi chiude il discorso della partita con questo destro su calcio di punizione. Nulla da fare per il portiere da distanza ravvicinata. Attacca adesso ancora Venere in Bikini, ma l'arbitro fischia per 3 volte allo Sport City. Venere in Bikini 3, Professione Casa 0.